Rientra nel programma Interreg Italia-Slovenia il progetto Poseidone che prevede un'ultima campagna di pulizia dei fondali del sito Le Tegnue, dove si trovano abbandonate ancora reti da pesca. Il progetto è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione della natura e della biodiversità, tra cui gli habitat marini, e vede come partner la Regione Veneto e il Comune di Chioggia. La raccolta interesserà una delle aree più vaste del sito, l'area 1, e le attività proseguiranno per una settimana. Si provvederà alla raccolta dei materiali dispersi che verranno ammassati in un unico sito sul fondale, fatti poi risalire con l'utilizzo di palloni da spinta. Al progetto collaborano il Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato della Questura di Venezia, la Capitaneria di Porto di Chioggia, il Provveditorato Generale dello Stato e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e infine il Gruppo Veritas responsabile della gestione e dello smaltimento dei rifiuti raccolti. La raccolta precedente ha interessato l'area 3 e ha portato in superficie circa 250 kg di rifiuti. Anche in questa occasione le attività saranno condotte con il supporto degli operatori subacquei specializzati della RTI Laguna Project e Idra Lavori Subacquei, Archeologia e Ambiente. Soddisfatto l'assessore regionale Corazzari come l'assessore De Perini, la quale definisce questo un vero lavoro di squadra che permette a questo importante sito di essere valorizzato. Il Caffè del Mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia.